8 lavoratori in nero da una parte, 7 sempre in nero e 46 irregolari dall'altra. È il bilancio di un'operazione della Guardia di Finanza di Vittorio Veneto che ha scoperto la situazione in 2 ristoranti della zona. All'esito degli accertamenti al datore di lavoro del primo locale è stata comminata una maxi sanzione per l'impiego di lavoratori in nero e contestualmente gli è stato intimato di regolarizzare la posizione contributiva e previdenziale dei propri dipendenti, per i quali è scattato l'obbligo di assunzione per un periodo non inferiore a 3 mesi. Secondo le previsioni di legge è stata inoltre inviata apposita segnalazione agli enti previdenziali per l'avvio delle procedure di sospensione dell'attività commerciale. Nel secondo ristorante i militari delle Fiamme Gialle hanno sorpreso 7 lavoratori completamente in nero e altri 46 dipendenti che percepivano retribuzioni fuori busta. Il locale non era in regola nemmeno con le dichiarazioni obbligatorie a fini fiscali, occultando incassi per oltre 2 milioni di euro.